100 studenti per il primo anno con una prospettiva di 600 a regime. A Venezia è sbarcata la facoltà di medicina dell'Università di Padova. È stato avviato il corso di laurea di Medicine and Surgery in lingua inglese. Le aule e i laboratori sono stati allestiti all'interno dell'ospedale civile San Giovanni e Paolo. Un obiettivo realizzato grazie alla collaborazione tra Università Patavina, Comune Lagunare, Regione Veneto e azienda ULSS 3 Serenissima. Metà degli studenti iscritti è straniera. Non è stato un caso che abbiamo scelto proprio di trasferire un corso internazionale a Medicine and Surgery proprio qui a Venezia. Non dimentichiamoci che l'Università di Padova è stata per anni la sede della Serenissima, l'Università della Serenissima, e noi pensiamo che Venezia sia un luogo veramente attrattivo, un crocevia di culture, e per cui un corso come Medicine and Surgery, che è un corso erogato interamente in inglese, ogni anno ammette 100 studenti e più della metà sono ragazze e ragazzi che provengono da tutto il mondo. Venezia è già nella rete formativa, quindi non stiamo inventando nulla, stiamo dando valore a ciò che ha già un valore importante. Lei parlava di resistenze prima, quali sono state le maggiori resistenze incontrate? Le resistenze sono legate alla logistica. È chiaro che i docenti, incluso il sottoscritto che al quarto anno insegna a questi ragazzi, hanno uno spostamento in più da compiere, ma devo dire che l'azienda sta creando delle condizioni, le navette, cioè una logistica che rende questi spostamenti più semplici. Da tempo inseguivamo questo obiettivo per portare qui la facoltà di medicina. Qui si formeranno i medici del futuro, sarà una facoltà internazionale aperta al mondo, ospiteremo studenti da tutti i continenti, soprattutto dall'America e dall'Est, e sarà bello averli qui, vivere la nostra Venezia, e speriamo che la maggioranza di questi possa poi restare qui al Civile o all'Angelo o negli ospedali della provincia, o addirittura come medici di medicina generale, per aiutarci con la carenza di medici, che è un grande tema italiano, un grande tema che stiamo affrontando a livello nazionale e regionale. Quali sono le modalità di accesso degli studenti a questo corso? Allora, questo corso, a differenza del corso che viene erogato in italiano, ha un accesso con un test. Il test è l'IMAT test, che è un test internazionale, e quindi gli studenti che sono qui oggi, 100 studenti, sono stati selezionati attraverso un test, logicamente in inglese.